people say I have a face for television. So why? Quali consigli si sente di dare a chi vuole intraprendere il suo mestiere? Training, studiare, fare corsi, ma soprattutto, prima di tutto, capire che vuol dire fare l'attore, essere sicuro. Se lo vuoi fare per hobby, saperlo che lo vuoi fare per hobby. Se lo vuoi fare come mestiere, che vuol dire veramente essere un attore. Parla con gli attori, parla con registi, produttori, casting. E poi se dopo che sai veramente, o almeno hai un'idea di che si tratta, cominciare con training. Come ha trovato questi ragazzi? Beh, l'ho trovato tramite Tony Gangitano, il mio amico, che è un regista, è un attore bravissimo, e che lui mi ha invitato qua proprio per conoscere e per dare la mia esperienza a questi ragazzi. E devo dire, mia moglie fa la casting, che e lei concorda che gli attori siciliani hanno qualcosa proprio di profondità e di creatività che sorprende. E io è il secondo paese che ho fatto questo corso in Sicilia, e devo dire che ogni volta mi sono trovato davanti dei ragazzi puliti per bene, ma pieni di creatività, proprio che non te lo aspetti, e sono veramente, sono sì dietro di me, però ti assicuro che hanno una creatività, un talento innato. Siamo bravi a mentire. Siamo siciliani, no? Vincent Riotta è un grande attore di origini siciliane, ma che vive a Londra e che ha girato anche ad Hollywood in film straordinari, ed è conosciutissimo in Italia nel ruolo del pentito Buscetta, il capo dei capi. E ci onora della sua presenza ad Agrigento, alla Casa del Musical, grazie ad un'idea di Tony Gangitano, un attore di Caltanissetta e di Vida Tarallo, che mi hanno appunto proposto di portare alla Casa del Musical Vincent Riotta. Ovviamente non avrei potuto che dire un enorme sì, e questo sì è stato ulteriormente avvalorato dagli occhi che brillano di questi ragazzi che stanno facendo 4 giorni di stage meraviglioso. Hanno imparato tantissimo. Vincent si è dimostrato, oltre ad essere un artista straordinario, anche una persona straordinaria, con tanta passione e con tanta energia, che ha condiviso in modo generosissimo con tutta la classe. I ragazzi hanno anche registrato uno showreel, quindi un provino cinematografico, che permetterà loro di crescere, ma anche di potersi presentare nel mondo del lavoro, del cinema. Quindi Casa del Musical e cinema in un connubio perfetto, grazie a Vincent Riotta.